Giuseppe, vieni a sederti. Cosa? Benissimo, cominciamo adesso perché già mezz'ora è stata sufficiente di attesa. Salvatore, vuoi cominciare tu? Non so come si accende. Di ospitare questa straordinaria manifestazione e di discutere di un libro che è un unicum, penso, per cui ringraziamo l'autrice che è qui, Mania Klemencic, che ha condotto un'impresa straordinaria, cioè dare un'immagine di che cosa, dell'universo universitario, di tutto il mondo praticamente, quali sono le problematiche di ciascuno, la condizione della politica. È un'impresa veramente notevole. La condizione, il movimento è inerente e inseparabile dalla condizione studentesca, cioè di un periodo della vita in cui ci si misura, cioè i giovani si devono misurare con discipline che non conoscono, con la via intrapresa per la loro vita, con la responsabilità delle scelte, cioè veramente è un periodo di formazione che non può che essere straordinario e ha due aspetti: da un lato l'apprendimento e dall'altro la socializzazione, cioè vivere assieme a tutti gli altri gli stessi problemi, le stesse inquietudini, le stesse circostanze. Questo è fondamentale. Penso che nell'università siano queste due cose fondamentali: da un lato l'apprendimento e l'insegnamento, quindi un rapporto che è professionalizzante, ma dall'altro lato c'è questa dimensione sociale, collettiva, che non può passare inosservata. Perciò sono molto preoccupato, per esempio, delle università telematiche. L'università telematica può dare l'insegnamento opportuno, può insegnare le cose, si possono fare le dispense, si possono interagire con i professori, ma quello che manca alle università telematiche è proprio questa dimensione del rapporto. Sono preoccupato, come uno che ha un'esperienza dell'università lunga, sono preoccupato di questo andazzo per cui l'università telematica sostituisce quelle in presenza in cui c'è il rapporto con gli altri che svolgono lo stesso lavoro. E soprattutto sono più preoccupato se l'università telematica è, come spesso in Italia, uno strumento di abbassamento del livello dell'università, cioè che non insegnano le cose che devono insegnare. E ho un'altra preoccupazione ancora, che si arriverà in Italia almeno, non so, poi leggerò il libro e vedrò qual è la situazione altrove, in Italia si arriverà ad abolire il valore legale del titolo di studio, che è una cosa tremenda. Quella del valore legale del titolo di studio è una cosa che rinvia poi l'inserimento del giovane nella società, lo rinvia alla forza politica ed economica della famiglia, non a quello che lui sa. Sono dei problemi importanti. Da qui la mia soddisfazione e orgoglio per questa manifestazione, che soprattutto ho visto chi ha fatto che dicendo istruitevi a noi gramsciani indica esattamente a che cosa si riferisce. Istruitevi, diceva, come cosa fondamentale per affrontare la vita. Vi ringrazio molto e ringrazio tutti. Allora, grazie al presidente dell'Istituto Gramsci che ci ha parlato
dicendo queste brevi parole della sua lunga esperienza di docente universitario di greco e della sua lunga esperienza di preside della facoltà di lettere, no? Quindi la passione che trapelava nelle sue parole era dovuto anche a questo aspetto autobiografico. Allora, è davvero un libro straordinario, eccezionale, perché è il risultato di un progetto ambiziosissimo sotto molti aspetti. Prima di tutto la chiave di lettura che propone, secondo cui gli studenti influenzano le istituzioni scolastiche e in ciò influenzano la società. Cioè gli studenti sono agenti di cambiamento. E questo libro studia proprio l'impatto studentesco sulla istruzione. Non so se ci sono ricerche italiane su questo, io non sono di questo settore, quindi non sono del mestiere, ma certamente questo punto di vista è molto, molto interessante. Non solo, questo libro ribalta la teoria della prospettiva unidirezionale degli effetti dell'istruzione sugli studenti. Cioè non c'è la docenza che veicola l'istruzione verso gli studenti e tutto finisce lì, in un movimento unidirezionale, ma vede piuttosto l'agentività politica degli studenti sulla stessa organizzazione dell'istruzione. Cioè gli studenti non sono oggetti di studio né oggetti dell'istruzione, ma sono dei soggetti attivi su più piani. Al contrario, qui, e questo è un ulteriore elemento di eccezionalità di questo lavoro, gli studenti diventano, non solo abbiamo detto non sono oggetto, ma diventano soggetto, ma diventano ricercatori sulla loro condizione e diventano autori degli scritti scientifici su questo stesso oggetto. Cioè, voi capite molto bene che mettere degli studenti alla ricerca, cioè farne degli addetti alla ricerca, significa farne dei generatori di conoscenze e significa anche farne dei momenti di costruzione di leadership, no? Questi tre elementi sono strettamente connessi. Che cosa ha fatto la curatrice? Ha fatto collaborare studenti e studiosi, che non è un'impresa facile. Gli studenti 66 e gli studiosi 57, cioè persino gli autori, i coautori di questo volume sono, diciamo così, in leggera maggioranza sono dei giovani che si sono messi a studiare sulla loro condizione, sulla condizione di quelli della loro stessa generazione e categoria. Dunque questa collaborazione io credo che sia un elemento senza precedenti, perché bisogna condurre gli studenti ad ottenere la capacità di usare strumenti di ricerca che possa far produrre degli scritti al pari, esattamente in una condizione di parità tra lo studioso, come dire, di lungo corso, no? E il giovane, emergente studioso che probabilmente scrive il primo articolo della sua vita, mentre per l'appunto è studente. Che cosa fa questo gruppo composito di ricercatori di professione e di studenti? No? Fa un censimento di enorme ampiezza geografica. Come diceva il professore Nicosia, tutto il mondo è rappresentato, hanno diviso il mondo in 5 aree geografiche e di tutte e 5 ci propongono dei campionamenti e delle riflessioni. Hanno censito le organizzazioni, le associazioni, le varie forme del governo degli studenti, cioè hanno censito gli organismi rappresentativi
che sono stati costruiti per la difesa dei diritti e hanno studiato anche come la protesta si possa collegare a questa organizzazione. Dall'organizzazione studentesca a livello locale, internazionale, globale, emerge una, cito, classe di studenti esperti di studenti. Questo è un ulteriore effetto di questo lavoro, di questo lungo processo di formazione, di ricerca e di produzione di ricerca. Quindi tutto questo lavoro produce, ripeto, una classe di studenti esperta di studenti, cioè una sorta, non so se posso dirlo, di burocrazia professionale. Questo naturalmente pone una serie di domande, di questioni, per l'appunto sul tema che abbiamo messo al centro dell'interesse di questa sera, perché pone il problema di come si concilia questo con le istanze di democrazia diretta che sono tipiche dei movimenti degli studenti. Come avviene la legittimazione di questa leadership e di questa expertise nelle mani di questa che io chiamo burocrazia, poiché vedrete che si consolidano gli organismi studenteschi a livello sovralocale e addirittura a livello globale. Questo è un problema. Chi legittima questa burocrazia, tra virgolette? Avviene una legittimazione dal basso? E allora c'è un collegamento con le organizzazioni studentesche sul territorio? Avviene dall'alto come cooptazione dei membri dei gruppi organizzati a livello mondiale oppure a livello europeo, per fare il caso dell'Occidente? È una cosa appunto che secondo me sarà oggetto della discussione tra di noi. Però di queste cose vi parleranno ovviamente meglio gli autori, la curatrice del volume che abbiamo il piacere di ospitare questa sera, Giuseppe Lipari, che è stato uno degli autori della ricerca e del libro, e i nostri ospiti che man mano vi presenterò, man mano che darò loro la parola. La parola che va per prima a Mania Klemencic, che è una studiosa, una docente, una ricercatrice di sociologia delle politiche dell'istruzione superiore a livello europeo e internazionale, quindi sociologia comparata. Ha studiato i governi studenteschi, le forme della rappresentanza, della loro rappresentanza nell'istruzione superiore, e attualmente studia il potenziale di trasformazione delle alleanze universitarie europee e le capacità degli studenti di influenzare queste scelte. I suoi studi esplorano cioè i modi in cui gli studenti assumono il controllo sul loro apprendimento e sulla loro istruzione e influenzano gli ambienti educativi. Ha collaborato con il Global Student Forum alla mappatura delle associazioni rappresentative degli studenti e delle politiche studentesche nella più grande ricerca comparativa internazionale mai realizzata su questo argomento, e che culmina nel manuale che vi presentiamo stasera e che è l'ultima delle sue pubblicazioni, che sono numerosissime, credo siano 150, realizzate durante la sua carriera di studiosa e ricercatrice, prima dell'Università di Lubiana in Slovenia e adesso del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Harvard negli Stati Uniti. Do la parola proprio a lei. Grazie, signora Giovanna Flume, for the very gracious and insightful introduction to the book. I unfortunately non parlo italiano, scusati. So we have Giuseppe Lipari who will be my voice to you in Italian.
Intanto ringrazia tutte e tutti e nulla, semplicemente Mania non parla l'italiano, per cui parlerà in inglese e io tradurrò per lei. I do have to first thank Di Salvatore Nicosia and Signora Giovanna Flume for the invitation, and to Giuseppe Lipari for coordinating my coming and having the presentation of our handbook. Ringrazia Giovanna Fiume e Salvatore Nicosia per il benvenuto, che è stato caloroso, e per l'organizzazione, ringraziando me in questo caso per aver aiutato a organizzare. And I am honored to be in the Instituto Gramsci. I want to state how important I find that you have these archives retained to learn from for the future, to remember the history and to learn from and be inspired for the future. E voglio sottolineare l'importanza di un'istituzione come l'Istituto Gramsci Siciliano e l'importanza di avere in una città come Palermo questo archivio per prendere ispirazione dal passato e conoscerlo come si deve. So I will be very briefly presenting the making of the handbook, following on a very gracious presentation already by Giovanna Flume, the Bloomsbury Handbook on Student Politics and Representation in Higher Education. Quindi adesso entriamo nella presentazione di come è stato creato questo testo e come è stato fatto il progetto di ricerca, a seguito in realtà delle parole che già sono stati illuminanti da parte di Giovanna Fiume al riguardo. I don't know if we will have a slides to help you a little bit. We are making it very short with Giuseppe because with simultaneous translation it takes more time, so you'll have a quick glimpse into the highlights. Dato che la traduzione rallenta un po' la presentazione, è un po' più breve del previsto. Cominciamo. When scholars decide to make an edited volume on a topic such as student politics, the usual process is that we find other like-minded researchers, other scholars in different countries, and we invite them to research student politics in Italy and student politics in Chile and in South Africa and in China. And they typically interview and survey student leaders in order to make the chapters about the student politics. Di solito quando una persona che fa ricerca accademica vuole scrivere un volume, fa la curatela di un volume a più mani, di solito cerca altri accademici interessati sullo stesso tema, magari in altri contesti del mondo, affinché insieme a lui o a lei queste persone facciano la ricerca, facciano le interviste con gli attivisti e vadano sul campo. For this handbook we have taken a different approach. For this handbook we have decided to empower student leaders, student activists that are part of the student movements in different countries to research their own working and the workings of their own organization, and to do this properly as proper researchers with all of the ethical considerations and full awareness of their own positionality, so trying to be as objective as possible when doing that research. In questo caso noi abbiamo deciso di fare una cosa radicalmente diversa. Abbiamo dato gli strumenti a studenti, militanti, attivisti coinvolti in prima linea nei casi di studio per permettergli di scrivere loro stessi e fare loro stessi ricerca con dei criteri attendibili, cioè che rispecchino l'alto livello a cui ovviamente siamo abituati nella ricerca accademica, ma anche includendo una riflessione molto più profonda e più approfondita anche sulla propria condizione, su quella che è la propria posizione, e quindi riuscire, tra virgolette, a farci conti, a scrivere qualcosa che sia conoscenza potenzialmente utile per tutti e oggettiva, e non una conoscenza unicamente di tipo soggettivo e personale. For a scholar like myself, sitting in the Harvard University, to reach out those student leaders, it was only possible in partnership with the Global Student Forum that has member organizations in over 120 countries and that reaches student movements and student leaders in those countries. And it was Global Student Forum that has put a call to those student leaders that were interested participating in the project and turning themselves into researchers on student politics in their countries.
Per chi come me lavora nell'Università di Harvard, l'unico modo di fare un processo di questo tipo era proprio mettermi a contatto con chi include rappresentanze studentesche da tutto il mondo. In questo caso è stato fatto con il Global Student Forum, che ha rappresentanze studentesche in oltre 120 paesi del mondo e per fortuna ha mostrato interesse nel voler fare questa ricerca e si è messo appunto in prima fila nel fare questo lavoro, e prima appunto nella formazione e poi nella scrittura dei vari capitoli sulle diverse parti del mondo. I will not speak much about Global Student Forum because Giuseppe, who has co-authored a chapter on Global Student Forum, will tell you more about this important and unprecedented global student movement. But this is also how the two of us have met, because at the time Giuseppe was in the steering committee of the Student Forum, Global Student Forum, and it was the steering committee that had to agree to come into this partnership. So we signed the memorandum of understanding, and we have defined the partnership terms, which means I added the Global Student Forum is helping with recruiting members, and any royalties from this book go to Global Student Forum. So I have refrained from the royalties in order to support the Global Student Forum as a non-profit global representation of students. Non entrerò nei dettagli su Global Student Forum perché la presentazione di Giuseppe sarà su questo, ma vi dico che è stato anche il modo in cui ci siamo conosciuti, perché in quel periodo Giuseppe stava nell'esecutivo del Global Student Forum, cui abbiamo appunto chiesto intanto di essere d'accordo su questa idea di ricerca, di esserne partecipe e di contribuire appunto anche alla selezione delle persone che avrebbero poi preso parte a questo tipo di lavoro in tutto il mondo, e abbiamo firmato un accordo il quale ad esempio ha anche permesso la cessione totale di qualsiasi introito che deriverà da questa pubblicazione al Global Student Forum e non ai singoli autori. So this is what we have in terms of the book. It's a bulky book. We have donated one for the Institute so that you will see it's a big book. It's also open access. We had a lot of contributors. 67 is a large number for any edited volume. But the important part is really that, what Signora Giovanna has stressed. 57 out of those were student leaders, active at the time, or past student leaders who had not been scholars. They have been students, but not in a kind of academic positions, and not actively, academic studying student politics. È stata una grande sfida, soprattutto considerando il numero di autori che è stato imponente, lo sarebbe per qualsiasi volume di questo tipo, ma in questo caso ancora di più considerando quello che anche Giovanna Fiume diceva, cioè che la maggior parte degli autori dei capitoli in realtà sono proprio studenti, ex attivisti o attivisti e militanti in corso durante la scrittura dei vari capitoli. Here already in English you can see the key principles behind this book, and I think it's important that books have some principles that one follows, and this one has really tried to challenge the existing scholarship in the studies of higher education, and especially sociology of higher education, which is very one-directional. It's very much concerned in how higher education, how universities affect students. For their learning, graduation, well-being, but they have never been concerned so much about how students have effects on the universities, that students also help to make changes in the university life. E partiamo dai principi di questa ricerca, che sono ovviamente fondamentali per un lavoro di queste dimensioni. In primis abbiamo l'obiettivo di sfidare, di sradicare un atteggiamento che esiste nello studio dei processi di istruzione, che di solito, come anche anticipava prima Giovanna Fiume, sono unidirezionali, guardano unicamente a ciò che l'istituzione universitaria o i docenti impartiscono agli studenti e non si chiedono mai ma gli studenti che effetto hanno, che impatto hanno sulle istituzioni dove studiano. E esattamente questo noi lo vogliamo ribaltare dicendo che hanno un impatto sull'istruzione, in questo caso l'istruzione universitaria.
And in practice, it's very commonsensical. We know about power of student activism that has changed universities and has changed societies. We know about the power of student organizations. UDU Italy was the one that brought the European Students' Union into the Bologna process, building the European higher education area, for example. So we know that. It is just that the scholars have not really brought that topic into the research on higher education. E in realtà nella pratica questa considerazione è evidente a chiunque conosca un po' del mondo studentesco. C'è un grande potere nelle mani degli studenti che si organizzano, fanno molto e ad esempio nel caso dell'Italia, anche nella mia stessa esperienza personale, l'UDU ha rappresentato un grande esempio di questo e nel mio caso mi ha permesso di essere partecipe, ha permesso a livello europeo di rappresentanza studentesca di essere coinvolta nel processo di Bologna che stava riformando tutto il sistema universitario europeo e appunto agli studenti di avere una voce, perché un impatto esiste, le organizzazioni studentesche hanno un impatto su come l'università funziona. When I was telling my colleagues at Harvard that I am training at that time 80 student leaders to write chapters for a serious, rigorous academic book, they said I'm crazy. they said it's impossible because academic chapters, academic work requires, we have a certain conventions, we have certain expectations, but I have approached it the same way that I teach my own students social science citation, social science methods of research in the field of sociology of higher education. So with a lot of patience, with a lot of breaking down assignments, and with a lot of training on what are the key principles and key methods in social science research. Quando ho presentato ai miei colleghi ad Harvard il fatto di voler per l'appunto dare gli strumenti a 70-80 studenti per fare ricerca accademica a questo livello, mi hanno considerata una pazza perché è una cosa che è assolutamente inusuale, normalmente non si fa, però io l'ho trovata possibile grazie al fatto di dividere chiaramente i compiti, mettere al centro per l'appunto i principi del lavoro, gli obiettivi più ampi di una ricerca di questo tipo, seppur ovviamente con varianti che poi avverranno in giro per il mondo, e grazie a questo, e anche replicando alcuni modelli che avevo applicato con i miei studenti di sociologia dell'istruzione, ho potuto ottenere quelli che credo essere dei buoni risultati. So we had online workshops for those that were willing to write the chapters. And to my luck, I had very many, very competent and already to some extent skilled student leaders like Giuseppe and his colleagues in Italy who already have known social science research methods. So it was not just that I was teaching student leaders research methods, but within the regional groups usually we had workshops where people presented chapters on different countries and they got feedback not just from me, but they learned from each other in writing those chapters. E appunto nello spiegare quelle che sono le metodologie della ricerca sociale in realtà non mi sono trovata completamente da sola, perché vi erano diversi studenti e nuovi ricercatori, faceva anche l'esempio di Giuseppe, me medesimo, che in realtà avevano già, ma anche i colleghi che hanno scritto i capitoli relativi all'Italia, che in realtà avevano già una preparazione, e quindi ciò che è avvenuto è che si scrivevano le prime bozze dei capitoli e tra di loro vi era anche un livello di discussione e di editing che facevano tra loro, che ovviamente si andava ad aggiungere a quello che poi facevo io stessa, per cui grazie a questo è stato ancora più d'impatto il passaggio di alcuni concetti, di alcune metodologie che poi sono state fatte proprie dagli studenti nei propri contesti. And the most important thing was really seeing that this handbook is not just another academic book on yet another topic, but it really presented student leaders' capacity to grow as researchers, and it helped develop capacity of student organizations that they represented and their own research capacity to study themselves and what they do as part of the student politics and to compare each other with others and learn from each other.
Quindi questo libro non è semplicemente un'altra pubblicazione accademica sul tema, ma rappresenta proprio un momento in cui gli studenti hanno preso potere, hanno preso nuove capacità che poi hanno portato anche nelle proprie organizzazioni, affinché le stesse organizzazioni avessero sempre più forza nell'analizzare se stesse, nell'analizzare quello che fanno, e quindi penso che abbia un effetto ancora maggiore proprio sulla componente stessa. I promised Signora Flume that this is not going to be very theoretical. So I'm giving you just two very simple theoretical propositions that are the red line of our handbook. Non vogliamo andare troppo in là con la parte teorica, come ho promesso anche a Giovanna Fiume, ma ecco qui le propri punti base dell'elaborazione teorica che abbiamo fatto in questo volume. First, the chapters in this book, handbook really demonstrate the dynamic, the changing nature of student politics, and that every new policies in higher education affect the politics of higher education. Let me explain maybe more, a little bit. Sì, c'è il primo passaggio che è anche menzionato nella diapositiva, è l'idea di un ruolo della componente studentesca che cambia nel tempo, non è fisso, non è sempre uguale, e in particolare l'idea che quando ci sono innovazioni nelle politiche pubbliche che riguardano l'università, cambia anche la politica studentesca, quindi a nuove politiche corrisponde una nuova politica. Sì, credo questo. One example is, of course, the Bologna Declaration and all of the ministerial communiques that have followed, which have accepted students as partners in higher education, not just as recipients of higher education, but as a valid members of the academic community. It gave them a little bit more power to be at the decision-making table. Un esempio è appunto la dichiarazione di Bologna, che riconosce che gli studenti non sono soltanto ricettori, non sono soltanto l'obiettivo dell'educazione, ma sono una parte integrante del processo educativo, e quindi grazie a questo passaggio, a questa singola politica pubblica, per molti di loro e in molti loro contesti è stato più semplice avere un potere, avere un ruolo e farsi sentire poi quando ce n'è stato il bisogno. So we try to capture in different countries, on different regions, how changes in higher education politics change the power balances between different actors, collectives of students, collectives of academics, the government and the states and others. Chiaramente stiamo parlando sempre di situazioni con più attori che noi abbiamo provato a mappare in ogni singolo caso, cioè in ogni luogo tu hai organizzazioni studentesche, collettivi, diversi esponenti delle istituzioni che interagiscono continuamente tra loro, e quindi la comprensione di ciascuno dei contesti è la chiave che sta dietro all'analisi che poi possiamo elaborare anche a livello internazionale e globale, e comparando i diversi casi. And secondly, in each chapter, students have looked at the history of the student movements and the achievements and the struggles of the student movements in their countries. And thereby, they have demonstrated that students have had effects on the changes in higher education and on the changes in their society. That students have impact on higher education. E ogni capitolo ha quindi una forte componente di analisi storica, cioè guardando al passato, guardando a ciò che è successo in ogni caso, abbiamo le prove del fatto che l'attivismo e la militanza degli studenti, il loro organizzarsi, produce degli effetti e cambia sia l'università che la società. I'm going to have just 2 more slides, so that bear with me. One is to give you very general findings, global findings on what is happening with the student politics globally, and then I'll try to give you a few of the regional particularities. Quindi sono proprio le ultime 2 diapositive per dire cosa invece abbiamo trovato, cioè quali sono i risultati di questo studio, sia guardando alle aree del mondo che mettendole a confronto l'una con l'altra. So this is very general. What we see globally is that there is a shift from the democratic principles in governing of universities towards more corporate principles of governance, which undermine the political role of the students in the decisions on higher education within their universities. Primo punto fondamentale è che noi passiamo da un'idea di università
democratica, con delle istituzioni basate sulla rappresentanza delle diverse componenti all'interno dell'università, in un'idea appunto democratica, all'università invece corporate, diciamo più aziendalista, in cui ci sono dinamiche molto diverse anche nella valorizzazione della componente studentesca. It's happening to the different levels in different contexts, right? So it's not very generic, but we see certain kind of a diminishing political role, but not necessarily diminishing power of students as a student estate, as a collective. Per cui chiaramente stiamo parlando di trend generali, sono cose che noi abbiamo visto un po' in tutti i casi, ma avvengono in maniera diversa in ogni contesto e a livelli diversi, ma in generale noi vediamo che sta peggiorando la posizione politica degli studenti e il ruolo politico che loro hanno all'interno delle istituzioni, ma questo non necessariamente significa che gli studenti hanno meno potere, cioè che loro hanno mettendo tutto insieme, meno capacità di avere un impatto. He's very good. I can follow, and I'm quite long in my sentences. This power of students is being retained for three interconnected but yet distinct developments that we see globally in higher education. Quindi noi dobbiamo guardare a tre principali processi che troviamo nell'istruzione superiore in questo momento nel mondo. One is that the liberal education movement or liberal education ideology is becoming very prevalent in the higher education policies. And that ideology places students in the center of learning and teaching as actors rather than the subjects of higher education. And that gives them certain powers to co-decide within the classroom, power to be listened to have a voice in the decision making. Per cui in primis abbiamo dei movimenti che tendono a una istruzione liberale, cioè a dare maggior ruolo agli studenti come componente attiva nel percorso di istruzione, non più come semplicemente quelli che ricevono l'istruzione, come dicevamo prima. So a new concept is emerging of student agency. I don't know how you translate that in Italian. I have problems in Slovenian, but it's really capacity of students to act, to have control over their own education and to have influence on the education environment, on the universities that they are part of. Questo ha un effetto sull'agentività o agenzia, ci sono diversi termini che si possono usare, agency spesso direttamente. Gli studenti hanno un impatto sul percorso educativo a partire da se stessi, cioè il fatto che tu ad esempio puoi scegliere parte del tuo percorso di studi e non è tutto preimpostato all'inizio quando tu parti e basta, già è un esempio di appunto impatto sulla propria condizione in maniera diretta, immediata. And the second one is importance of quality assurance as a new instrument of accountability. This is what Signora Flume has talked about as well, which is creating a new class of students, as students experts that evaluate teachers, that give feedback, or that are part of the evaluations of quality of entire universities. Ora, questa parte è un po' più difficile da spiegare perché in Italia usiamo dei termini un po' diversi, però c'è tutto il secondo percorso di cui lei parla, è un percorso di affermazione di tutti i meccanismi di valutazione della qualità della docenza. Ci sono dei meccanismi per cui viene valutata continuamente la qualità dell'istruzione universitaria e questi percorsi spesso in realtà includono anche gli studenti, quindi viene a formarsi una sorta di classe di esperti, di studenti che per l'appunto dicono come può un corso di laurea essere più efficiente, come possono i servizi funzionare meglio. Lo sto dicendo in parole molto generiche, in Italia non useremmo questi termini, però diciamo è un percorso insito molto nella rappresentanza anche da noi in realtà. And finally, the neoliberal education policies that are becoming prevalent in many countries have reinforced the marketization or commercialization of higher education, and that is creating a new notion of student consumer and the student consumer rights, which are different than the collective political rights of the students within the democratic governance of universities. L'ultimo percorso, forse siamo tutti un po' più abituati a sentirlo, è quello delle riforme neoliberali
o neoliberiste, per cui cosa succede? L'università è sempre più vicina a modelli di mercato, l'università la produzione scientifica è sempre più un oggetto che si commercia e che fa parte del mercato globale, e di conseguenza cambia anche il ruolo degli studenti, cioè gli studenti non sono più una componente di un'università, appunto come diciamo prima, democratica, qui ovviamente avevano un ruolo minore, ma avevano un ruolo politico ben definito, ma sono più dei consumatori, e questo è un cambiamento molto radicale in quello che loro possono fare e in quella che è la loro condizione. Again, please remember, I'm painting with a very big brush here and giving you very general trends. These are displayed in different contexts to very different extent, right? But these are kind of a global trends. Chiaramente queste sono generalizzazioni, effetto della nostra ricerca globale, in ogni contesto ci sono differenze anche marcate e fondamentali. Now just few glimpses, and this is my last slide, a few glimpses on some regional distinctions that are seen from the chapters in the handbook. Ultima diapositiva, le distinzioni che abbiamo trovato nei livelli regionali, che potete trovare anche nel libro. In Africa, student union, student activism was initially embraced because it was part of the independence movement. Students were valued for their political involvement in the independence. However, at this point, the governments are wary of that political potency because often it was turned against them, especially when students were fighting tuition fee increases. Prima regione del mondo, l'Africa. In Africa i movimenti studenteschi nascono e si sviluppano e acquisiscono molto potere grazie alla liberazione, no? Alla fine del colonialismo in quei territori, all'indipendenza delle nazioni africane, ma questa cosa si collega allo stesso tempo a una paura di chi prende il potere. Poi sappiamo spesso in contesti non democratici che sanno che gli studenti hanno grande potere organizzativo, un grande potere di cambiamento della società, e quindi paradossalmente va a limitare la loro forza negli stessi paesi in cui magari la liberazione era stata effetto del loro lavoro. So they're afraid of a very strong, powerful national student organizations, and they would prefer just resort them to experts in quality assurance, but they're afraid of the political potency of the student movements. Quindi si ha paura della potenza politica degli studenti e del movimento studentesco, e allora ciò a cui si dà più spazio è appunto quello che dicevamo prima, tutti i meccanismi di garanzia della qualità, di attenzione sulla qualità della ricerca, quindi selezioni pochi esperti di come dovrebbe funzionare l'università tra gli studenti, e a loro dai della voce, provando a limitare il più possibile la parte politica e gli effetti politici di un movimento di una mobilitazione studentesca. In Asia, there is a lot of differences between countries, but one common trend is that Confucian educational philosophy and the paternalistic state, the mother states in those countries, do impose powerful frames on student relations and how free and how powerful student movements can be, or student organizations can be in that context. Chiaramente l'Asia è un mondo, cioè molto grande, ci sono dentro tante cose. Una cosa che noi vogliamo sottolineare è la filosofia confuciana nell'istruzione, che ha un effetto appunto nell'istruzione, in particolare dando un ruolo chiave allo Stato nella gerarchia, uno Stato paternalista che dice agli studenti chi devono essere e cosa devono fare. So student agency is understood very differently in the Asian context, not in the sense of partnership between professors and students in deciding on issues. And the state also does not want very powerful political student organizations. Anche qui lo Stato non vuole che le organizzazioni studentesche siano grandi, forti e indipendenti, e cerca di imporre una visione molto chiara su di loro, c'è quasi una sottomissione della componente studentesca. This is also a continent where we still see a lot of corporatist type of national student organizations, which means that the government, that the state literally creates them, monopolizes them, controls the student movement. And this is also the country where we still have clandestine student movements, such as in Pakistan, where they are banned, where student activism and student unionism is not allowed. Effetto di questa situazione autoritaria sono due estremi: da una parte le organizzazioni studentesche controllate dal governo, che ovviamente non sono indipendenti e seguono la linea del governo in tutto e per tutto,
e dall'altra contesti come il Pakistan, dove ci sono delle organizzazioni studentesche indipendenti ma sono obbligate a vivere in clandestinità, di nascosto a fare la loro azione politica. Latin America, Giuseppe can tell you more about it because he co-authored not only a chapter on Global Student Forum and on Italy, but also with supported the colleagues from Latin America. But just one thing that struck me about Latin American chapters is a very strong solidarity among the students against neoliberal education policies and against American neo-colonialism. This is one of the topics that really binds or connects the movements across the continent. Per quanto riguarda l'America Latina e il Sud America, diceva che io sono stato autore di 2 capitoli sulla regione, quindi potrei parlarne di più, ma è la cosa fondamentale la connessione che esiste tra le organizzazioni studentesche e i diversi gruppi studenteschi dei diversi paesi del Sud America nel lottare contro le riforme neoliberali, le riforme che vogliono l'università sempre più a servizio del mercato. Gli studenti si oppongono e si oppongono a queste anche perché le collegano a una nuova volontà imperialista degli Stati Uniti. And with this I will conclude just with invitation to hopefully look into the book. If we can go to the last slide, please, because it gives you the access to the open access book. And if artificial intelligence can help us with anything, it's very good in translating. It doesn't hallucinate like it does in other types of activities. So I encourage you maybe to use the artificial intelligence for translation if you need it. But this is the link to the book available open access. Thank you so much for the attention. I hope we haven't gone too long with the translation, but thank you for your attention. Molte grazie. Il suggerimento è di andare ovviamente a guardare il libro e utilizzare tutti gli strumenti per poterlo leggere, inclusa l'intelligenza artificiale, per tradurne delle parti se possono essere interessanti. Indica il link che c'è nella diapositiva, ma in realtà c'è il QR su tutte le sedie che permette l'accesso all'opera per intero e gratuitamente online. E ora ci mettiamo. Allora, ringraziamo la nostra ospite per la ricostruzione lucida, geometrica direi, del lavoro che è stato fatto, di quali sono stati i principi ispiratori di questa ricerca e quali sono stati i risultati. Passo la parola a Giuseppe Lipari, che come tanti di voi sapete, essendo suoi amici, colleghi e parenti, diciamo così, è un perfezionando in scienze politiche e sociologia della Normale Superiore. Ha studiato il movimento e la politica degli studenti nella scuola secondaria e prima la politica studentesca dell'istruzione superiore. È stato membro dell'esecutivo dell'OBESSU, che è la piattaforma rappresentativa degli studenti medi a livello europeo, e ha partecipato al primo comitato direttivo del Global Student Forum dal 1220 al 1222 e naturalmente è stato un membro di gruppo di ricerca, un membro molto attivo evidentemente, come abbiamo capito dal numero degli interventi che ha fatto in questo grande volume, di questo manuale di cui parleremo stasera. Do la parola a Giuseppe. Sì, ce l'hai usato finora. Allora, intanto grazie a tutte e a tutti per essere qui, è veramente un privilegio intanto poter parlare di questi temi, poterlo fare con tutte e tutti voi, alla presenza di Mania e di un panel straordinario, e di farlo qui all'Istituto Gramsci, che è un luogo che per la nostra città ha un valore inestimabile, io credo, e dobbiamo tenercelo stretto. Possiamo passare alla seconda slide, grazie Giuliana. In realtà si parla prevalentemente del capitolo 5 dell'handbook in questa presentazione, che è stato fatto da me insieme a Sebastian Berger, Giorgia Potton e Carmen Romero, che sono stati coautori e coautrici di questo lavoro, e prova a parlare di un livello molto strano, di cui di solito appunto non si parla, che è quello più distante di tutti, quello globale. A livello globale c'è sempre stato il tentativo di avere una rappresentanza studentesca, cioè ci sono sempre stati tentativi internazionali di collegare chi rappresenta, chi organizza gli studenti, e
guardiamo all'ultimo secolo, che per ovvie ragioni è quello che a noi è più vicino, in cui in realtà questa cosa ha prodotto due organizzazioni di grandissime dimensioni, che sono state, vediamo come le ho tradotte in italiano, la Conferenza Internazionale degli Studenti e l'Unione Internazionale degli Studenti. Chiaramente questi contesti avvengono, cioè queste organizzazioni nascono durante la guerra fredda di fatto e acquisiscono il ruolo che poi hanno avuto durante la guerra fredda, lo scontro tra Stati Uniti e il blocco orientale, l'Unione Sovietica, e di conseguenza queste organizzazioni la riflettevano, cioè in primis ovviamente perché è sempre stata un'attenzione fondamentale del movimento prima socialista e poi comunista, nasce quella più vicina a Mosca, appunto l'Unione Internazionale degli Studenti, e poi per competere contro di quella, su proposta ovviamente dell'organizzazione studentesca americana degli Stati Uniti, nasce il contraltare. Piccolo problema, nel momento in cui la Conferenza Internazionale degli Studenti inizia a operare, iniziano a venire fuori le connessioni con la CIA, perché questi collegamenti non possono essere nascosti all'infinito. E in realtà questa organizzazione ha una vita relativamente breve, quindi la competizione finisce quasi subito, già negli anni 60, alla fine degli anni 60, collassa, perché si scopre che buona parte della leadership di questa struttura era direttamente collegata ai servizi segreti degli Stati Uniti, li chiamavano addirittura i bambini, i kiddies, e nel momento in cui fallisce rimane soltanto l'altra. E l'altra organizzazione sopravvive in realtà alla fine dell'Unione Sovietica, ma non per molto, cioè per un poco meno di 20 anni, già nel 2003 in realtà l'organizzazione è dormiente e di fatto ci sono degli studi che dimostrano che non è più attiva da quel momento, pur formalmente esiste ancora, ma non esistono incontri, nulla del genere. Questa cosa ha portato a un paradosso, che in un momento in cui aumenta il livello di produzione di politiche sull'istruzione a livello internazionale, non starò a dire qui se in modo positivo o negativo, ma si produce sempre di più a livello internazionale e globale, sia di tutto il mondo che in alcune aree, pensate all'Ocse ad esempio, no? Che per noi in Italia ha un impatto molto visibile anche nelle scuole, manca una rappresentanza studentesca che cerca di incunearsi e di essere presente in questi tavoli di discussione, che però iniziano a prevedere la presenza di altri attori, cioè ci sono altri che invece, proprio per la visione anche neoliberale di cui parlava Mania, hanno sempre più spazio, quindi ci sono paradossalmente i proprietari di scuole private che hanno accesso a questi tavoli, ci sono le case editrici che hanno accesso a questi tavoli, ci sono diversi soggetti e noi gli studenti, che è un paradosso perché in realtà è la componente più grossa che c'è nell'istruzione a qualsiasi livello. Per cui questa cosa porta diverse organizzazioni, le organizzazioni regionali più grandi presenti al mondo e rappresentano la comunità studentesca nelle diverse aree del mondo, a fondare il Global Student Forum nel 2020, operazione di cui sono stato anche partecipe e sostenitore. Possiamo passare alla prossima? Le domande chiave quindi in realtà poi sono su come funziona, cioè poi nel punto di vista istituzionale che cosa succede? Il coinvolgimento della componente studentesca è stabile o è occasionale? Tante volte si chiamano gli studenti o i giovani al tavolo, ma lo fai sempre? Per noi questa è una condizione fondamentale per capire se è una cosa seria o no. Secondo punto, chi è che parla a nome degli studenti? Chi lo seleziona la persona che va a parlare? È una cosa che seleziona quello che sta organizzando una data conferenza o lo eleggono gli studenti? E questo è un altro problema. Secondo punto chiave per noi per capire se una cosa è rappresentativa, un meccanismo di rappresentanza è veramente democratico e rappresentativo o meno. Terzo punto, la rappresentanza è unita o separata a quella dei giovani? Perché? Perché nei giovani ci puoi mettere di tutto. La rappresentanza dei giovani in alcuni paesi anche estremamente seria e rispettabile, tanta stima, ma in altri casi ci trovi organizzazioni fantasma, cose che non hanno alcuna vera rilevanza, e soprattutto su molti processi mettere una rappresentanza dei giovani come componente a 360 gradi paradossalmente ti rende più povero nel rappresentare le esigenze della componente studentesca nell'università, ma aggiungo anche nella scuola superiore. Possiamo passare alla prossima se volete. E poi c'è il livello di risposta istituzionale. Questa in realtà non è un'invenzione nostra, la prendiamo da Schumacher e poi è stato espanso da diversi altri accademici di grandissimo livello. Questo serve un po' a classificare come rispondono le istituzioni alle istanze che derivano dai movimenti, no? Da chi si organizza in certo senso contro di loro per portare delle istanze. E punto primo, puoi avere un accesso, cioè semplicemente il movimento viene ascoltato,
cioè a un certo punto avviene una consultazione e qualcuno viene ascoltato, punto. Anche oggi c'è la riforma del preruolo all'università, la riforma Bernini, i rappresentanti dei dottorandi sono stati chiamati a parlarne in commissione al Senato. Sicuramente c'è accesso, benissimo, ma questo significa che cambia l'agenda? Significa che le richieste vengono trasformate in problemi e poi entrano nell'agenda politica? Ovviamente assolutamente no, come il caso che vi menzionavo, che non è ovviamente nel libro, è esempio e dimostra. Terzo punto, politica pubblica, perlomeno una risposta formale viene prodotta. Produciamo una legge, un dispositivo, qualsiasi cosa che però ha valore ufficiale e viene dalle domande di quel movimento e di quella mobilitazione, ma non è sufficiente, perché tu puoi fare una politica pubblica, una bellissima dichiarazione e poi non avere nessun effetto sulla società, nessuna politica nella realtà dei fatti, che è output. Quindi viene implementata la misura del livello precedente, ma con misure concrete. Penultimo livello, l'impatto, cioè le richieste del movimento tramite tutti i livelli precedenti riescono a cambiare qualcosa nella società. L'ultimo è l'ideale, cioè tu addirittura un movimento talmente forte che passa tutti i passaggi precedenti e arriva a cambiare la struttura stessa della società, le cause alla radice del problema in questione che hanno portato gli studenti, in questo caso o qualsiasi altro gruppo sociale, a mobilitarsi. Possiamo passare alla successiva. Questo, che potete vedere, è una tabella molto triste in realtà, dimostra come nello studio che noi abbiamo fatto con molte interviste, con molte analisi di documenti, al momento dello studio, quindi praticamente immediatamente dopo la nascita del Global Student Forum, non c'era rappresentanza studentesca quasi da nessuna parte, cioè quasi tutti i processi internazionali che producevano politica sull'istruzione e che spesso anche rivendicavano di includere gli studenti e di rappresentarli, nella pratica avevano livelli di risposta politica bassissimi, per cui chi faceva parte del movimento non era proprio presente o era presente soltanto nell'essere consultato o nell'essere considerato quando si doveva fare l'agenda dei provvedimenti, ma quasi sempre con condizioni assolutamente di instabilità, nella quasi maggioranza dei casi, e sempre praticamente senza una selezione democratica. Ora, posso dire, e ovviamente l'ultimo punto è sempre connesso ai primi, cioè di solito per coprire questa cosa lo metti insieme alla rappresentanza dei giovani e quindi ti sembra che, non lo so, magari un'organizzazione creata da qualche filantropo ha lo stesso ruolo di un'organizzazione rappresentativa con milioni di studenti, e quindi una persona magari sta al tavolo con te che tu però rappresenti un processo molto più lungo di decisione, di dibattito. Questa è un'immagine molto negativa, che però già nel testo in realtà faceva intravedere degli spiragli di speranza, perché la presenza già di un'organizzazione a livello globale aveva aperto delle porte, e vi posso garantire che se noi oggi rifacessimo lo stesso studio, grazie al Global Student Forum, in molte delle condizioni noi saremmo andati, cioè potremmo vedere un miglioramento sostanziale. Poi non significa che il sistema internazionale oggi sia perfetto e funzioni bene, ma evidenzia il fatto che in realtà già la stessa presenza di un'organizzazione rende i processi di rappresentanza più semplici e rende più semplice per gli studenti essere ascoltati in un mondo che ovviamente non va più, come diceva Benemania, dietro a regole democratiche, ma a regole molto più complesse, anche sporche in molti casi, e che paradossalmente spesso prendono decisioni sulle spalle degli studenti senza includere gli studenti e le studentesse. Con questo penso possiamo passare all'ultima, in cui vi ringrazio. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a Giuseppe anche per essere stato così sintetico, ti ringrazio molto, hai parlato meno del tempo che ti era stato assegnato, spero che questo sia un esempio virtuoso per tutti gli altri. Adesso do la parola a Giuliana Sorci, che ha fatto qui l'Università a Palermo, una parte della sua formazione è cominciata qui a Palermo, che è ricercatrice a progetto presso l'Università di Siena, dopo essere stata ricercatrice dal 21 al 24 presso la Scuola Normale Superiore. Dal 2016 al 2019 ha frequentato il dottorato in Scienze Politiche presso l'Università di Catania. Durante questi anni di studi si è concentrata sulla comunicazione politica dei movimenti sociali e in particolare ha studiato i social network alternativi
quelli legati ai movimenti territoriali come il NUMUOS, NOTAV, NOPONTE. È stata coautrice di 2 articoli e leggo che ha pubblicato anche un libro. Mi congratulo davvero molto per questa attività, diciamo così, di pubblicazione delle tue ricerche. Ti passo la parola. Grazie, intanto grazie alla professoressa Fiume per questa bellissima presentazione. Appunto, sono Giuliana Sorci, ricercatrice all'Università di Siena, sono anche un'attivista. Intanto volevo ringraziare appunto Giuseppe per avermi invitato a questa iniziativa, che trovo davvero brillante, perché non solo il luogo in cui siamo, l'Istituto Gramsci, che è un patrimonio davvero fondamentale della nostra storia, ma direi anche di una storia italiana. Io faccio parte dell'archivio storico dei movimenti sociali a Bologna, dove vivo attualmente, pur essendo palermitana, e noi collaboriamo tantissimo con l'Istituto Gramsci di Bologna in una riscoperta di un patrimonio culturale a partire dai documenti, dalla produzione dei materiali dei movimenti sociali. Ecco, questo per noi già poter far fruire questi materiali, per noi è già una grande scommessa. Quindi oggi essere qua per me è davvero molto importante. Volevo appunto ringraziare Giuseppe per l'invito, volevo ringraziare il Gramsci, volevo ringraziare la professoressa Fiume, tra l'altro da cui mi sono formata anche. Ho studiato storia, ma non sono una storica, quindi mi occupo poi in realtà di altri temi, perché mi occupo di sociologia dei processi comunicativi e culturali, appunto come accennava la professoressa. E volevo anche, a partire da questo testo, da questo Bloomsbury Handbook, ringraziare anche appunto curato da Mania. Volevo proprio ringraziarla perché questo strumento è quello che fornisce degli strumenti teorici concettuali importanti, la famosa cassetta degli attrezzi per riecheggiare Foucault, che ci permette di leggere e di analizzare lo Student Collective Action, per citare un po' anche il testo, cioè tutta quell'agency, quello che si diceva prima, appunto dei movimenti studenteschi, che sono una parte importantissima dei movimenti sociali, direi quasi fondamentale. Ecco, quindi io credo che questo testo, oltre a fornire anche un overview, e questo è un'operazione diciamo di ricerca importante, un overview anche di contesti di casi studio internazionali, e questo è davvero molto completo, attraverso appunto un manuale, una manualistica fruibile, un po' anche alla portata non soltanto diciamo dell'accademia, ma anche diciamo di un'audience un po' più ampia. In questo senso credo che di questo testo è uno di quei testi di cui avevamo bisogno. Ecco, questo mi sento proprio di dirlo, e ringrazio Mani, che è la curatrice, e anche un po' gli autori, e Giuseppe in qualità di autore. Oggi, appunto, venendo al mio intervento, io oggi volevo fare un po' un overview generale di quelli che sono stati i movimenti studenteschi in Italia nell'ultimo quarantennio, con questo grande processo di riforma universitaria a cui già si accennava prima, che parte appunto da quello che è stato il movimento della Pantera, fondamentalmente come movimento di riforma, che orgogliosamente diciamo che è nato a Palermo, perché spesso questa cosa non viene detta, ma questo è importante ribadirlo, e che vede appunto processi di riforma fino all'oggi, fino appunto all'ultima riforma che è stata citata prima. Ecco, partendo io volevo fare una costruzione, appunto ritessere quel filo rosso che ha portato questi processi di riforma, a partire un po' anche dalla mia esperienza, perché come vi dicevo io sono una ricercatrice, ma sono stata sono un'attivista e soprattutto sono stata una studentessa impegnata in questi movimenti sociali. Ecco, quindi volevo partire un po', e qui si chiude il cerchio per dire Rosario, con cui ci siamo conosciuti, esattamente a partire da questa esperienza. Quindi volevo un po' fare questo overview generale. Facciamo un passo indietro. Oggi pensavo un po', con Giuseppe si rifletteva in questi giorni, ma cosa posso dire in questo intervento? Cosa posso aggiungere in più rispetto anche al testo di Mania? Ecco, io voglio partire da una considerazione in realtà con cui parlavo con la professoressa Fiume prima, una considerazione banale, però secondo me molto vera. Riflettendo oggi su questo mio intervento ho pensato che in effetti, almeno a partire dalla seconda metà del Novecento, quindi una storia anche molto recente se vogliamo, in realtà molto da prima, ma non c'è stato in effetti forse un movimento sociale anche a livello, non soltanto parlo del contesto italiano, europeo, che quello conosco meglio, ma anche a livello transnazionale, che in qualche maniera non abbia visto un'agency studentesca. E questo lo posso dire anche partiamo un po' facendo appunto un passo indietro da prima del famoso movimento della Pantera. Veniamo al contesto italiano, parliamo degli anni 60 e 70. I movimenti studenteschi sono stati protagonisti, almeno per 3 ordini di ragioni. In primo luogo, sicuramente si accennava prima alla professoressa Fiume,
il processo di democratizzazione dell'università. Non so chi prima diceva questa cosa. L'università fino a quel periodo era un'università di elite. La classe dirigente riproduceva se stessa in un'ottica assolutamente classista, se vogliamo, e qui poteva andare all'università, erano soltanto i figli della classe dirigente, escludendo gran parte della popolazione. Gli studenti a un certo punto iniziano la loro agency, i movimenti degli anni 60, in un grande poi processo di movimentazione, mi verrebbe da dire, passatemi il termine, generale. E quindi gli studenti e le studentesse, io parlo di studenti al plurale non a caso, nel senso che la composizione studentesca a livello sociale è sempre stata molto variegata. Ecco, questi studenti scendono in piazza, occupano le facoltà, si riappropriano di quei repertori d'azioni, ora per usare anche qui gli strumenti concettuali della social movement theory, si riappropriano dell'occupazione che era uno strumento di lotta che veniva dal movimento contadino, l'occupazione delle terre fondamentalmente, delle fabbriche, delle terre. Riappropriano gli spazi per aprire l'università a tutte le classi sociali. E qua mi ricollego a quello che diceva Giuseppe prima, trasformazione politica e sociale a tutti i livelli della società. E qua si inseriscono quindi in primo luogo democratizzazione, la famosa università di massa, che oggi sappiamo bene che sta tornando indietro, si cerca di chiudere le università. Secondo luogo, altro elemento fondamentale e caratteristica del movimento studentesco, l'incontro con la classe operaia, che ha caratterizzato tutto quel gran decennio di lotte che è stato 60-70. Gli studenti vanno in piazza con gli operai, altra grande categoria di rinnovamento sociale sul piano internazionale. Perché? Perché da un lato vogliono cambiare la società e li trovano quasi, passatemi il termine, come alleati naturali, dall'altra parte sono i futuri lavoratori. Quindi per un cambiamento si vedevano proiettati livello di precarietà, livello di miglioramento delle loro condizioni lavorative come appunto futuri lavoratori, alleati naturali del movimento operaio. C'è questo grande rinsaldamento di queste due figure e questo caratterizza le mobilitazioni, le lotte sociali di quel periodo. Abbiamo le grandi trasformazioni, abbiamo le grandi conquiste sociali. Terzo punto e terzo aspetto dell'attivismo studentesco, l'internazionalismo, si accennava prima, il supporto ai movimenti indipendentisti, andiamo a vedere a Berkeley, il movimento contro la guerra, i movimenti contro la guerra, i movimenti femministi, le donne, le studentesse a livelli, e qua ne abbiamo anche probabilmente delle testimonianze, le studentesse a 15 anni iniziano a organizzarsi, vogliono un nuovo protagonismo, bisogna cambiare la struttura patriarcale della società a partire dagli spazi, dalle scuole, dagli spazi in cui queste soggettività vivevano, le scuole, l'università, la quotidianità, si diceva il personale politico ai tempi, quanto mai è stato vero per i movimenti studenteschi, il personale politico. Fare parte dei movimenti studenteschi significa, come diceva Giuseppe prima, io sono davvero molto d'accordo su questo, significa cambiare la società in un senso progressista e anche no, perché in quel momento si sviluppano anche movimenti studenteschi di destra e quindi c'è uno scontro molto importante. Ecco, questo è stato un po' tutti i cambiamenti, l'abbiamo visto a tutti i livelli, gli studenti, quindi le riforme, l'aborto, il divorzio, cambiamento della società, a partire dalle piazze gli studenti occupano le facoltà diventano veri e propri laboratori politici, di creazione di analisi critica, di creazione di mobilitazione, di creazione di organizzazione della protesta. Vanno nelle piazze, cambiano la società, si scontrano anche in maniera molto radicale, quelli sono gli anni di piombo, sono gli anni di uno scontro frontale. Qualcuno secondo me, e io qua cito Cossiga, quindi la controparte, ha parlato di guerra a bassa intensità. Gli studenti hanno cercato di cambiare, in questo è stato un movimento rivoluzionario, gli studenti vogliono cambiare la società, ma questo avviene un po' in tutto il mondo, la rivoluzione culturale, eccetera, in Cina anche per esempio, gli studenti, movimenti indipendentisti in Asia e in Africa, importantissimo. I giovani, lo youth activism, e quindi anche il movimento studentesco, sono i protagonisti di quegli anni. Ecco, questo è molto importante. Poi sappiamo un po' bene come è andata a finire alla fine degli anni 70, da un lato le grandi operazioni repressive, dall'altra parte anche l'introduzione, e questo non è un caso, dell'eroina, non scordiamoci l'effetto purtroppo repressivo sociale che ha avuto, c'è un calo, gli studenti cominciano un po' ad organizzarsi a partire poi dalla fine della stagione delle grandi occupazioni e anche poi danno vita ad altri tipi di movimenti, per esempio tutto il movimento dei centri sociali, a partire anche appunto anche lì da questa componente studentesca.
Andando un po' avanti nel tempo, dopo tutta questa appunto grande decennio di mobilitazioni a livello nazionale, internazionale, scusate, avevo dimenticato il maggio francese, tra l'altro, che appunto è stato un grande movimento anche in Francia partendo proprio dalle università. Ecco, torniamo un po' in epoca un po' più recente, si parla del movimento della Pantera, appunto come dicevo prima nasce a Palermo, che dobbiamo secondo me ben contestualizzare perché era un momento di cambiamento internazionale molto importante. Qualcuno qui ha parlato di fine della storia, delle grandi narrazioni politiche, delle grandi ideologie politiche, crolla il muro. Questo movimento però ha una grande capacità perché intuisce, probabilmente per prima, a partire anche un po' dalla critica alla riforma del decreto Ruberti, intuisce i cambiamenti in senso neoliberista che la società sta per attraversare. Chiaramente appunto crolla il muro, le grandi narrazioni finiscono, c'è però tutto un nuovo protagonismo di questi movimenti che appunto in maniera quasi, fra virgolette, passatemi il termine, avanguardistica, capiscono e comprendono quelle che sono le tendenze future, in qualche maniera ci danno delle indicazioni, anche rispetto, qua permettetemi diciamo la mia skill, anche rispetto all'uso delle nuove tecnologie. Arriva il fax, in questi movimenti si comunica attraverso il fax, si creano dei network a livello nazionale e si comincia a ragionare su quello che è il futuro dell'università, partendo appunto anche dalla critica, per esempio, a tutto quelli sono stati i processi di aziendalizzazione e di privatizzazione che da lì in poi avrebbero investito l'università italiana, ma non solo europea. Poi parleremo, qualcuno accennava prima al Bologna Process, che è stato poi in questo senso il passaggio successivo. Ecco, vediamo che appunto questa componente, la famosa Pantera, parentesi, il nome deriva appunto da quel periodo, era sfuggita una pantera dallo zoo e non riuscivano a prendere, allora i giornalisti come sempre cercano sempre di attribuire dei nomi, appunto hanno dato appunto questo movimento che ha tenuto anche le occupazioni per diverso tempo, non riuscivano a catturare questa pantera, ecco ora questa pantera diventa il simbolo di questo nuovo attivismo e di questo nuovo protagonismo all'interno dell'università. Gli anni 90, appunto arriviamo al Bologna Process. Il Bologna Process è stato secondo me uno spartiacque rispetto a quello che poi è stato tutto il processo di aziendalizzazione e di privatizzazione dell'università, perché appunto decide che l'università in qualche maniera deve essere funzionale al sistema capitalista, al neoliberismo, ristruttura i percorsi di laurea, ristruttura tutto quella che era la condizione studentesca e da lì in poi appunto arrivano dei processi di riforma, tante riforme che devono andare in questo senso in maniera sempre più estensiva. Abbiamo poi Berlinguer, la riforma Berlinguer, stranamente appunto questo processo di riforma non l'ha fatto la destra ma l'ha fatto la sinistra, questo io ci tengo molto, che in questo senso diventa la controparte del movimento studentesco, questo ci tengo a sottolinearlo. Arriva la riforma Moratti e poi per arrivare quindi grandi movimenti di nuovo di rioccupazione, grande protagonismo delle piazze del movimento studentesco. Io perché appartengo già a un'era geologica fa, diciamo, li ho passati un po' tutti questi movimenti, li abbiamo fatti un po' tutti e quindi insomma mi ricordo di queste grandi mobilitazioni, delle grandi discussioni, delle occupazioni, ma soprattutto non soltanto della messa in discussione della riforma in sé. Ecco, credo che una grande capacità, come dicevo prima, di questi movimenti è stata di mettere a critica tutto il sistema neoliberista, tutti quegli sconvolgimenti che in qualche maniera ci stanno circondando e di cui oggi siamo in qualche maniera soggetti, che vediamo tutti i giorni. Ecco, questo secondo me, e non solo questo, c'è stata anche una grande... anche un altro aspetto che viene secondo me poco, a noi come movimenti antagonisti un po' più radicali interessava poco la parte della governance dell'università, la vedevamo più inserita su questo, facevamo anche parte delle rappresentanze perché, passatemi il termine anche qui un po' di gioco diciamo di governo e di piazze di governo, no? Contestavamo la governance, ci stavamo dentro perché ci interessava interagire, aprire dei tavoli di confronto, però erano le piazze verso cui noi ci rivolgevamo perché in effetti come parte un po' più radicale dei movimenti ci interessava poi anche quello, ma comunque la cosa interessante è che, come dicevo prima, laboratorio politico, noi comunque scrivevamo delle proposte di riforma dal basso, passatevi il termine, dell'università, perché ci sentivamo parte di quell'istituzione non essendo un po' nella politica del dentro e contro, perché appunto eravamo parte di quella composizione,
Facevamo anche politiche vertenziali e sindacali classiche, ora penso al caro affitti, tante mobilitazioni sulla casa che abbiamo fatto. Io ho occupato le case perché da sempre chiaramente gli affitti anche allora erano abbastanza inarrivabili, ora è sempre peggio, quindi occupavamo le case, facevamo le proteste anche appunto partendo dai bisogni reali degli studenti, quindi il caro mensa, tutto quello che riguarda appunto il diritto allo studio in generale, ma si partiva sempre dal particolare per il generale, quindi critica della società per ritornare al particolare. Ecco, quindi anche questa idea della proposta politica, oltre che della piazza, questo secondo me è stato un grande elemento di maturità politica dei movimenti studenteschi. Non è un caso che molti di noi, chi era un po' più esposto ai tempi, faceva un po' più da portavoce, chi si occupava della stampa, io per esempio mi occupavo della stampa, siamo poi diventati ricercatori, quasi come appunto c'è quel desiderio di inchiesta, di conoscenza, che è una cosa che ha sempre caratterizzato l'Agency studentesca. Mi permetto, e poi chiudo, non voglio rubare spazio, poi magari mi piacerebbe anche un po' interagire con il pubblico. Andiamo un po' alla Gelmini. Ecco, anche lì siamo nel movimento dell'Onda, che è stato l'ultimo dei grandi movimenti rispetto, è che è chiuso un ciclo rispetto ai processi di riforma che vi dicevo. Siamo nel 2008-2010. E si inserisce il movimento dell'Onda in Italia in un contesto più internazionale di movimenti anti-austerity. C'era stata la crisi dei subprime nel 2008 negli Stati Uniti, questa crisi si riversa a livello internazionale. Grande movimenti internazionali, le piazze si riempiono, abbiamo per primi appunto anche lì in Inghilterra i movimenti studenteschi scendono in piazza contro l'aumento delle tasse universitarie, abbiamo il grandissimo movimento degli indignados che dà in vita alla pratica di lotta dell'acampada, ovvero dell'occupazione delle piazze, abbiamo i movimenti appunto dell'Onda in Italia che hanno avuto una loro peculiarità secondo me anche molto interessante, oltre ad occupare le università, una delle secondo me dei repertori d'azioni belli che ci sono stati, belli, carini, originali di quel momento, è che si andavano a occupare i monumenti, vi ricordate, non so se qualcuno si ricorda, in cui noi abbiamo fatto qua a Palermo una cosa bellissima, in quel momento ero tornata a Palermo, entriamo al Teatro Massimo, l'orchestra del Teatro Massimo ci suona, appunto mi pare era forse Verdi, insomma siamo entrati, occupiamo questo teatro, ci riappropriamo della cultura, simbolicamente entrare in un teatro, occupare questi bellissimi movimenti, che era una cosa che credo non si fosse mai fatta a livello... Noi siamo i custodi della cultura, noi rivendichiamo il patrimonio della cultura non solo per noi lo rivendichiamo per la società, quindi la capacità che i movimenti studenteschi hanno di generalizzare le lotte e di portare un cambiamento a tutti i livelli sociali. Ecco, questo era un po' il senso. Noi vogliamo l'istruzione pubblica per tutti, vogliamo che la ricerca, e qua concludo perché appunto non voglio rubare spazio agli altri, non sia in mano ai privati, non vogliamo le aziende all'interno dell'università, non vogliamo che la ricerca, lo studio e la cultura siano finalizzati alla militarizzazione dei territori e alla guerra. E qua mi ricollego all'oggi, dopo un nuovo protagonismo dei movimenti che si è visto col Fridays, il Fridays e anche appunto i movimenti per la giustizia ambientale, non una di meno, all'oggi non vogliamo che i saperi devono essere per tutti pubblici, ma non vogliamo che il sapere sia messo in mano soprattutto a quello che è il militare, quello che sono appunto la militarizzazione, quello che è la guerra. E qua mi ricollego all'oggi con le proteste, e qua parlerà penso meglio Marco, le accampate appunto in favore per chiedere appunto la revisione di accordi di tipo di ricerca con Israele e appunto le proteste che ci sono state con le accampate pro-Palestina in solidarietà con il popolo palestinese. Io qui chiudo e vi ringrazio, spero di aver dato dei spunti di riflessione. Allora, grazie a Giuliana che ogni volta che loro parlano a me mi vengono 100 domande naturalmente che vorrei fare o comunque delle sollecitazioni. Forse è il caso di inframmezzarle, anche se non è questo il momento delle risposte, perché mi faceva riflettere uno dei punti della relazione di Giuseppe che spiegava i metodi, diciamo, di accesso a questi organismi sovranazionali. Chi parla a nome degli studenti, lui si chiedeva, è stato selezionato dagli studenti. E qui la domanda che mi sorge è: ma essere studente
è una condizione strettamente limitata nel tempo. Si è studente per un periodo brevissimo certe volte, no? Cioè il corpo che ti seleziona o che seleziona chiunque, qualunque suo rappresentante, è un corpus elettorale soggetto ad un turnover pazzesco, no? A questo aggiungi che l'astensionismo studentesco, che è un fatto endemico qui, per esempio, per l'esperienza che ne ho, è di lunga durata. Il problema del chi seleziona è per me, perché chi seleziona produce l'altra domanda: tu che stai lì, da chi sei stato legittimato? Domanda per Giuseppe. Ma una domanda ce l'ho naturalmente anche per Giuliana, che ha fatto una cosa, come dire, che mi ha fatto aprire il cuore, perché mi sono assolutamente riconosciuta nella soggettività dirompente, diciamo così, dei movimenti. Io ho fatto il 68, poi ho fatto il 77, all'89 ho detto forse non ho più l'età, diciamo così, no? Però ho fatto il femminismo nel frattempo, no? E poi ho fatto l'antimafia, quindi, come dire, capisco molto bene questo aspetto della soggettività. Ora, il problema è che i soggetti sociali hanno, proprio per l'impegno, la passione, eccetera, hanno la presunzione di essere gli autori delle trasformazioni sociali. Ora, lo dico anche per il femminismo, che apparentemente è, come dire, la soggettività a cui riconosco maggiore potere trasformativo, no? Rispetto a tutti quanti gli altri che hai citato, no? Allora, il problema è che forse perché ho a che fare con fenomeni complessi, so che il soggetto della trasformazione non può essere mai uno solo, che la ragione, la spiegazione, come dire, la risposta a chi ha causato questa trasformazione non può mai essere monocausale, cioè non ci può mai essere una sola causa. E allora, per esempio, per quanto riguarda appunto la democratizzazione di cui parlava Giuliana, su cui sono d'accordissimo, state attenti, non è in contestazione. Il problema è che io aggiungerei alla soggettività degli studenti, per esempio, gli effetti del boom economico negli anni 60 e 70, l'aumento dei consumi, che è un elemento importantissimo nella trasformazione della società. Da questo derivava, per esempio, il welfare state, di cui noi, come dire, non avevamo proprio esperienza, diciamo, in Italia, e legato con tutto questo la possibilità di accedere a maggiori diritti. Allora mi chiedo se questi soggetti, che sono i movimenti degli studenti, ma in generale i movimenti, non abbiano bisogno di essere messi in un contesto storico più denso, più fitto per essere compresi davvero. Lascio qui questo quesito per dare la parola a un altro graditissimo ospite di questa sera, che è Valerio Quagliano, neolaureato in comunicazione pubblica d'impresa e pubblicità all'Università di Palermo, e che durante i suoi anni di studio accademico è stato rappresentante degli studenti negli organi di Ateneo, e fino a qualche giorno fa, hai finito con la laurea, naturalmente, coordinatore dell'UDU Palermo, il sindacato studentesco palermitano. Valerio. Tanto buon pomeriggio a tutti, grazie a tutta la platea che è qua, grazie a Giuseppe per l'invito graditissimo. Io non mi ero preparato un intervento perché preferivo ascoltare l'introduzione del libro, la spiegazione, e anche l'ultimo intervento che ha fatto Giuliana è stato molto pieno, esaustivo di quello che è la storia dei movimenti studenteschi. Mi sono soffermato su una cosa che nella sua analisi, che l'UDU di cui ho fatto parte nasce a livello nazionale nel 94, quindi nasce subito dopo gli anni della Pantera, del movimento,
che ha iniziato a darsi una struttura, un'organizzazione nazionale che ha raccolto quello che era quella fase politica e che poi continua ad averla dopo 30 anni, ed è un modus operandi, quello del particolare al generale e viceversa. Un percorso che noi continuiamo ad adottare e a portare avanti, e considerare che il sistema universitario non è un sistema che è chiuso su se stesso, è una parte integrante della società. Quindi è una cosa che oggi in molte discussioni, in molte analisi, quando si parla dei giovani, quando si parla dell'università o anche della scuola, viene sempre visto come due settori che poi, categorie di persone che non fanno, come se non fossero cittadini, come se non facessero parte della società. E questa è una cosa che noi come organizzazione abbiamo sempre puntato nelle nostre riflessioni, quando poi le lotte non riguardano soltanto quelle sul diritto allo studio, quando la nostra organizzazione porta avanti le sue battaglie del femminismo, dell'antimafia, della crisi climatica nell'ambiente, quindi è una lotta che oggi è un termine che è sempre usato, è una lotta intersezionale, quindi di riguardare quello che sono tutti gli aspetti, non considerare la classe studentesca, la rappresentanza studentesca soltanto in quello che riguarda direttamente quello che è il diritto allo studio, quindi non soltanto dal caraffitti, dai trasporti, dalle borse di studio, ma in tutto quello che ne comprende e ne riguarda. Questa è sicuramente una cosa che noi come organizzazione abbiamo portato avanti, e mi sono segnato anche altre due cose dell'analisi che ha fatto Giuseppe. In quello che nell'altra parte del mondo non c'è sempre l'accesso alla rappresentanza studentesca e qual è il potere che la rappresentanza ha. Oggi a Palermo, negli Atenei italiani, la rappresentanza studentesca è il 20% di quella che è la componente tra i docenti e il personale tecnico amministrativo. Ed è vero, ci sono casi in cui, ne abbiamo fatto degli esempi a Palermo, dove la rappresentanza studentesca viene ascoltata e dà quell'incipit che la governance riconosce. Un esempio è negli ultimi anni un regolamento sugli studenti lavoratori che noi abbiamo proposto alla governance Ateneo, a cui non avevano pensato che gli studenti lavoratori, caregiver e genitori avevano bisogno delle tutele per fare il loro diritto allo studio. Ma ci sono anche dei casi in cui queste proposte non vengono ascoltate, o anche dei mezzi di pressione degli studenti, come certe volte rappresentare gli studenti all'interno dell'Ateneo non è sempre la parte principale. E poi quello che viene usato come metodo di potere politico diventa la pressione della stampa. Dire agli organi istituzionali: se noi non facciamo questo poi finite nei giornali, e là cambia certe volte la risposta a quelle che sono le proposte della rappresentanza studentesca, e questo è sicuramente un lato negativo, come non è detto che in tutti gli atenei, in tutti gli organi di rappresentanza la parola degli studenti venga subito presa in causa in quello che è la proposta che fanno, perché è quella di rappresentare la componente studentesca viene soltanto vista certe volte come una cosa fatta lì per lì, e poi quando si inizia comunque a portare avanti quella discussione e quel confronto si capisce l'importanza davanti a se questa cosa comunque, cioè il movimento studentesco inizia a muoversi di più forte, inizia ad avere un dialogo, come se quello che gli studenti sono importanti, sì, ma fino a un certo punto. Questo è uno dei lati negativi che io ho vissuto nei miei anni di rappresentanza e che mi piaceva condividere, perché deve essere una cosa che bisogna sicuramente affrontare. L'altro punto è che anche nell'impatto che c'è negli studenti, ho segnato, quando anche analisi web per la valutazione della didattica degli organi delle commissioni paritetiche e le commissioni di assicurazione e qualità, dove il parere degli studenti è fondamentale e dà anche alla governance il parere, quindi aiuta anche a migliorare in quella sinergia che ci può essere tra la governance e la rappresentanza universitaria. Da questo quello che ne è derivato in questi anni come organizzazione, che nel suo modus operandi ha sia quello che diceva prima Giuliana, sia stare nelle piazze ma stare anche negli organi, quindi portare negli organi Ateneo, nelle istituzioni, quella che è l'elaborazione della nostra organizzazione, della comunità studentesca che rappresentiamo, e sottolineare una cosa che la professoressa Stofimo ha sottolineato, che è l'affluenza delle lezioni. Come anche nelle lezioni amministrative e politiche, anche all'università. L'elezione è sempre un'affluenza degli studenti che è sempre sotto del 50%. Anzi, negli ultimi anni, dopo la pandemia e le lezioni online, che ormai in quasi tutta Italia è usata, sta aumentando l'affluenza, perché diventa anche più facile esercitare il proprio diritto di voto e portarlo, quindi dare il proprio contributo alla rappresentanza studentesca. Quindi questo è sicuramente un punto che non c'è Rosario, ma Rosario fa sempre molte critiche ai movimenti studenteschi, anche alle organizzazioni. Deve essere un punto quello di capire come oggi bisogna coinvolgere maggiormente
gli studenti e i giovani in quelle che sono le lotte quotidiane, perché diciamo, negli ultimi anni forse ci sono alcune tematiche che riescono a portare più studenti in piazza e magari certe volte quella del diritto allo studio in sé non viene vista o viene vista come, diciamo, il messaggio che passa dall'università, diciamo, che è soltanto un percorso in cui mi iscrivo, faccio i miei 3 anni, i miei 5 anni, prendo la laurea e vado a lavorare. Certe volte viene visto il modello universitario ormai, diciamo, nel nostro paese come un percorso che ha questi 5 anni, l'obiettivo di prendermi la laurea e andare fuori, mentre quindi non considerare le problematiche del diritto allo studio come quelle problematiche che vivi in quel momento, ma soltanto come l'università un momento di passaggio. Questo è un altro spunto di riflessione che secondo me deve essere rimesso al centro della discussione degli studenti universitari, che il percorso universitario è una tappa della propria vita, seppur piccola, perché 5 anni rispetto al resto della vita sono anni piccoli, ma anche una parte delle più importanti, perché la parte della formazione politica e culturale delle persone e delle generazioni. Quindi lascio un po' con questa riflessione il quanto oggi bisogna considerare il percorso universitario, che sia fatto allungato di 3 anni, facendo il piano studentesca, quindi fatto sia di far parte di associazioni, di movimenti, ma anche un percorso universitario che non faccia, deve essere obbligato a partecipare alla vita politica dell'università, ma che non venga considerato soltanto come un passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Grazie. Bene. Grazie a Valerio. Adesso abbiamo l'ultimo intervento, che è di Marco Militello, che è studente di studi globali e militante del collettivo Scirocco, che ci vuole raccontare l'esperienza dell'intifada studentesca di Palermo. Marco. Ciao a tutte e tutti, io sono Marco del collettivo Scirocco, uno dei collettivi universitari che ha preso parte all'accampata, all'intifada studentesca. In realtà oggi nell'intervento che abbiamo preparato, innanzitutto grazie a Giuseppe per l'invito, grazie a tutte e tutti, ci tenevamo oggi ad esserci. Nell'intervento, più che un racconto quasi pratico dell'accampata, proveremo ad arricchire questa tavola con alcune valutazioni politiche che abbiamo fatto sia a livello locale, ma anche su quello che è successo nell'ultimo anno a livello nazionale e internazionale. Innanzitutto il collettivo Scirocco nasce un anno fa, nasce per contrastare l'università neoliberale che si sta sempre di più piegando a quelle che sono le logiche dell'economia di guerra e a quelle che appunto è il sistema capitalista. Nasciamo l'anno scorso più o meno a novembre. Per noi è stato fondamentale, importante dedicare la prima azione all'Università per la Palestina, a sostegno della resistenza del popolo palestinese, con la calata del bandierone dall'edificio di architettura. Codivando poi questa azione con alcune assemblee, con alcuni docenti, ricercatori, ricercatrici, proprio a tema Palestina. Ovviamente per noi lottare per la Palestina è stato un passaggio ed è un passaggio fondamentale, perché non solo ci serve per raccontare il mondo che vogliamo, ma anche perché dinanzi a un genocidio tutto quanto si deve fermare, e pensiamo che tutto quanto, tutte le nostre energie debbano essere messe a disposizione della solidarietà internazionale e alla lotta contro la militarizzazione, contro il colonialismo e contro il capitalismo. L'8 maggio, in realtà nella sera tra il 6 e il 7 maggio, l'esercito israeliano e sionista fa un'accelerazione e attacca il valico di Rafah. Decidiamo quindi di accamparci insieme alle università in tutta Italia. In realtà la chiamata era per il 15 maggio, qua in Italia noi decidemmo di accamparci l'8 maggio insieme ad altre 2 università in tutta Italia, ma in realtà già dal giorno 9 tutte le altre università in Italia colgono la palla e la sfida e si accampano. Quando ci siamo accampati eravamo in 8, cioè parliamo di cifre veramente irrisorie, piccole, che però poi sono cresciute durante tutta l'accampata. Al termine dell'accampata a dormire eravamo una quarantina che ci davamo il cambio, 40 fissi ogni notte, con numeri molto più ampi che ci davamo il cambio. La prima iniziativa per noi non poteva essere, essendo il 9 maggio, non poteva essere dedicata
a Peppino Impastato, che per noi è un punto di riferimento in realtà nella nostra militanza quotidiana. Abbiamo iniziato a parlare appunto di Peppino Impastato, a quello che è il suo approccio anche alla militanza e quello che è l'importanza dei movimenti giovanili del 67, movimenti per la liberazione del Vietnam e contro le guerre, a partire anche dalla Marcia per la Pace che è stata fatta qua in Sicilia appunto nel 67. Lottare contro il colonialismo, lottare contro l'economia di guerra, lottare contro il genocidio in corso in Palestina vuol dire lottare per noi, perché vivere all'interno di un sistema capitalista come quello che oggi ci opprime vuol dire stare anche dentro un sistema che ci rende precari, precarie a tutti i livelli, a livello studentesco, a livello universitario, a livello lavorativo, a livello abitativo, e lo vediamo anche dinanzi a questa nuova legge di bilancio, la nuova finanziaria, in cui i tagli al welfare raggiungono livelli enormi, in cui c'è un aumento del 12% delle spese militari, in cui diritti fondamentali come la casa, poco fa si parlava del caro affitti per gli studenti e per le studentesse, però ormai il diritto alla casa sembra essere un qualcosa di inesistente anche costituzionalmente parlando, in un paese in cui i salari rimangono fermi a 25 anni fa, però si riescono a trovare soldi per la guerra, per quelli ci saranno sempre soldi per la guerra. E allora per noi, come il movimento giovanile del 67, come Peppino Impastato, come tutti questi soggetti, queste società che per noi sono punto di riferimento 365 giorni l'anno, ci insegnano gli studenti, e questa è stata probabilmente la sfida più importante e quello che ci portiamo di più grande da questo anno di lotte per la Palestina, è che noi studenti, noi studentesse siamo soggetto attivo della storia. Noi studenti e studenti dobbiamo riappropriarci dei nostri spazi, dei nostri luoghi, che non sono in alcun modo esclusi da quelle che sono le logiche del capitale e le logiche patriarcali, le logiche di guerra che ormai ci invadono totalmente. Ci accampiamo, l'ho detto già, l'8 maggio, l'accampata dura circa 27 giorni, presidi permanenti all'università, 20 università accampate e occupate in tutta Italia. Riusciamo a fare un corteo che raggiunge il rettorato, un corteo anche molto molto numeroso, sulle 300-400 studenti e studentesse. Per noi il lavoro che dobbiamo fare al momento, purtroppo, dato che il movimento, per quanto nell'ultimo anno ci sia stata una parvenza di movimento a sostegno della causa palestinese, in realtà purtroppo possiamo dire che oggi il movimento esiste ben poco, per cui il lavoro che stiamo provando a fare è un lavoro di tipo qualitativo più che quantitativo, perché purtroppo non dipende soltanto da noi, e non abbiamo la pretesa di dire di avere la soluzione a tutti i problemi che ci stanno nel mondo. Abbiamo però pensato che dinanzi ad un genocidio non potevamo starci fermi, allora proprio perché noi dobbiamo modificare e dobbiamo lottare all'interno degli spazi e dobbiamo utilizzare i nostri corpi, il nostro pensiero, la nostra mente, le nostre alleanze, dovevamo muoverci per l'università. Abbiamo messo in piedi un corteo di 300-400 persone che è riuscito, dopo alcuni vari presidi, senati accademici straordinari, siamo riusciti a ottenere la sospensione di tutti gli accordi fra l'Università di Palermo e le università israeliane. Per noi si tratta ovviamente di una vittoria, perché si tratta di un messaggio di solidarietà attiva verso la Palestina e verso tutti i popoli oppressi, però è soltanto una vittoria parziale. Infatti appena giunta la notizia della sospensione degli accordi, subito le battaglie contro l'Università Azienda, contro Leonardo SPA, contro l'arresto del compagno Luigi Spera, che per fortuna una settimana fa è stato liberato e si trova adesso di nuovo a Palermo con l'accusa di aver lottato contro la guerra. Contro Leonardo SPA abbiamo messo in campo delle azioni sia prima dell'accampata ma anche dopo. Abbiamo cacciato la Leonardo SPA dal Carrier Day ad aprile, isolando il loro banchetto, gettando a terra tutto il loro materiale, tra cui le etichette che loro sganciano dagli aerei caccia prima di far rifare il volo. Gli aerei caccia sono quegli aerei che poi vengono utilizzati in guerra. E parlando con tutti gli studenti, con tutte le studentesse che erano interessate a fare un colloquio con Leonardo, per noi già è un risultato politico quello di sentire al seguito di quella giornata studentesse e studenti che ci dicono che avevano interesse ad avere un colloquio con Leonardo, ma dopo l'interazione con noi hanno deciso di non averlo perché non vogliono passare la loro vita a costruire bombe o laser o mezzi di controllo che poi vengono utilizzati in territori come la Palestina. Ricordiamo che Leonardo è la prima fornitrice di armi a Israele.
Un'altra azione che abbiamo fatto giusto qualche settimana fa è stata un'occupazione di un pomeriggio e di una sera simbolica di ingegneria meccanica per tenere un'assemblea con le compagne di Luna di Meno Palermo e con Antonio Mazzeo dell'Osservatorio contro la militarizzazione di scuole e università. Abbiamo occupato sia per riprenderci degli spazi che ci sono stati tolti dal Dipartimento di Ingegneria, perché noi abbiamo richiesto un'aula in quell'occasione. Ci è stato detto che per motivi burocratici non potevamo tenere un'assemblea all'interno di Ingegneria. Ci sembra strano che però noi studenti e studentesse ci vediamo tolte le lezioni perché ci sono aziende che devono venire a fare i loro career day o devono venire a tenere le loro lezioni, però non si concede un'aula libera e senza alcuna lezione a degli studenti e delle studentesse che vogliono parlare di come l'Università di Palermo confluisca e di come sia partecipe al genocidio in corso tramite i finanziamenti, tramite gli accordi che tiene con la Leonardo SpA. Vado a chiudere dicendo, si è parlato di democrazia, di spazi di democrazia all'interno dell'università. L'ultimo anno ha messo in luce tante cose che dobbiamo prendere e dobbiamo saper leggere. L'ultimo anno di lotte in giro per il mondo ci ha dimostrato come riappropriarci degli spazi e dei luoghi che viviamo quotidianamente sia la base della politica. E oggi la politica che dobbiamo fare o è trasformativa o non è, perché dinanzi a un'escalation militare, dinanzi a genocidi, che sono i genocidi, poco fa si parlava anche di comunicazione, non sono genocidi diciamo della quale noi non abbiamo alcuna notizia, sono genocidi che vengono comunicati tempestivamente da una parte all'altra del mondo. Si parla di scenari pre-bellici, per noi che stiamo in Occidente, in realtà si parla di scenari di guerra dentro la quale noi siamo al 100%. Lo vedevamo settimana scorsa, come collettivo Scirocco abbiamo organizzato una presentazione del libro dei CALP, i lavoratori portuali del porto di Genova che hanno bloccato l'invio di armi verso l'Arabia Saudita o l'invio di armi verso Israele, proprio perché studenti e lavoratori studentesse e lavoratrici devono camminare insieme. I nostri spazi sono invasi dalle logiche di guerra e anche l'università lo sono, perché diventano poli logistici, diventano strumenti e diventano posti in cui il capitale umano viene creato e viene messo a disposizione delle aziende di guerra, motivo per cui appena ci mettiamo a fare un qualcosa contro la Leonardo SpA ci ritroviamo tutta la questura di Palermo dentro gli spazi dell'università. Noi diciamo l'ultima cosa che abbiamo riscontrato quest'anno, e chiudo, è un'emergenza democratica, così l'abbiamo chiamata all'interno di un post durante l'accampata. Abbiamo visto la creazione di presidi permanenti in tutte le università, in gran parte delle università d'Italia, abbiamo visto un fermento che nasceva e che nasce all'interno dell'università sulle parole d'ordine di antimilitarizzazione e solidarietà internazionale. Abbiamo visto però anche tante cariche a studenti e a studentesse alla quale è stato privato di non entrare nelle loro università. Abbiamo visto una ministra Bernini che ha evitato ogni tipo di confronto con gli studenti e con le studentesse nelle sedi adatte. Abbiamo visto senati che hanno chiuso le porte in faccia agli studenti. Abbiamo visto CRUI che ha continuato a cessare, abbiamo visto la CRUI che è stata zitta durante ogni fase delle accampate. Abbiamo visto studenti antifascisti, antifasciste che lottano per la Palestina. Abbiamo sentito e ci è stato detto che siamo fascisti perché vogliamo evitare il confronto con Leonardo SpA e non vogliamo sionisti all'interno delle università. In questo nostro compito generazionale di studenti, di studentesse, è quello di riportare a tema quelli che sono i nostri spazi, e però farlo senza farci degli autogol e senza commettere degli errori. Rimettere al centro i nostri spazi vuol dire mettere a tema e problematicizzare i problemi che c'è all'interno delle nostre università e avere a che fare con rettore, con senati accademici, con consigli di amministrazione, con la ministra. È importante ed è fondamentale. Dobbiamo però pretendere che ciò avvenga all'interno degli spazi democratici delle nostre università e non possiamo permettere passerelle politiche alla ministra quando per mesi tace su un genocidio della quale lei è complice. Non possiamo non possiamo lasciare passerelle politiche alla ministra che tace sui manganelli sugli studenti e sulle studentesse,
E allora per questo, per farlo, dobbiamo rimettere al centro il luogo che viviamo, l'università, e non altro. Grazie. Grazie a Marco. E io penso che abbiamo il tempo per fare delle domande dal pubblico. Sì, certamente. Questo. Allora, più che domande vere e proprie, è una traccia che sviluppo a chi ciascuno di voi può rispondere. Allora, innanzitutto mi presento, sono Rosario Becchina e oltre ad essere incidentalmente, ma non è di questo che parlerò, portavoce dei Disability Pride Palermo, di cui se volete parlerò in separata sede con voi, questa organizzazione fantomatica che poi siamo noi, siamo in 4 a Palermo che lottiamo per i diritti delle persone con disabilità. Oggi ho avuto dei trigger, in quanto persona autistica, infatti mi sono allontanato per questo motivo, dei trigger che un po' mi hanno colpito, sinceramente, non per forza in modo positivo. Allora, comincerei da un intervento che secondo me in qualche modo trasudava di riformismo. Ecco, io penso che il riformismo a livello studentesco è un vizio, una brutta abitudine che adesso non ci possiamo più permettere assolutamente. La concertazione con degli organismi che hanno dimostrato e dimostrano tuttora di parlare con gli studenti solo in modo gerarchico, e anche all'interno degli studenti stessi si parla in modo gerarchico. Molto spesso le rappresentanze studentesche non vengono non proprio, non dico legittimate, ma proprio elette da nessuno, anche all'interno delle associazioni studentesche, anche all'interno di alcune organizzazioni, di alcuni sindacati che qui sono abbondantemente rappresentati, e di cui non dico altro. Non c'è un ricambio serio della classe dirigente, che viene scelta proprio da chi prima era nella stessa classe dirigente. Quindi noi ci troviamo davanti a questa assurdità, così come ci ritroviamo ad avere il problema successivamente della legittimazione studentesca. Quando non ti votano il 90% degli studenti è perché non ti considerano legittimo all'interno di quella rappresentanza. È proprio questo il problema. Durante l'onda noi dicevamo non ti rappresenta nessuno, e a me in questo momento purtroppo non mi rappresenta nessuno. E allora cosa abbiamo fatto con i collettivi studenteschi? Cosa abbiamo fatto con i collettivi autogestiti? Ci stiamo riprendendo i centri sociali, abbiamo i centri sociali, le occupazioni, con le compagne di meno stiamo facendo una seria lotta transfemminista, con i Disability Pride adesso ci riprendiamo pure le università, e sappiate che i cosiddetti sindacati studenteschi non mi rappresentano più, purtroppo. Grazie. Altre domande? No? Sì. L'ultimo intervento poneva un problema annoso, cioè rappresentanza o assemblearismo o spontaneismo. È un problema non facilmente risolvibile. Io volevo però, tra tanti movimenti studenteschi che sono stati ricordati da Giuliana, volevo ricordare un movimento studentesco che ha delle caratteristiche uniche. I movimenti studenteschi hanno avuto a che fare in paesi democratici, con interlocutori contestabili, hanno ottenuto, non hanno ottenuto, hanno lottato. In Grecia nel 1967 gli studenti occuparono il Politecnico. Fu un'occupazione di 3 giorni che produsse una strage, perché morirono decine e decine di persone anche al di fuori del Politecnico, cioè erano persone passanti, gente che protestava, perché partecipò tutta la popolazione. Ci sono delle fotografie, ci sono dei filmati. L'Istituto Gramsci quest'anno, che abbiamo 23, il 23 era il 50° anniversario di questa, ha pubblicato un libro che è dedicato al Politecnico. Qui Politecnico,
l'insurrezione degli studenti. La cosa la porta del Politecnico perché fu abbattuta da un carro armato, e qui c'è la fotografia nel coso. Io volevo dare una copia a ciascuno dei... Grazie, molto gradito. Altri interventi o domande? Ma per esempio io però ne farei una brevissima a Mania, cioè vorrei sapere se in questi organismi sovranazionali c'è un problema di rappresentanza femminile, c'è una parità di rappresentanza, o questa parità come viene regolamentata, come viene ricercata? Thank you. This is an excellent question. We have in our survey of the national student unions asked them whether in the election of the representatives they impose any diversity markers, and gender balance was one of those conditions that has been applied by many national unions that have responded. So in many unions, especially in Europe, less so I would say in other parts of the world, it has been imposed that at least that there has to be at least half out of 5, there has to be at least 2 women representatives. I think the European Students' Union has this kind of provision. So there has been a movement from the European Students' Union which practices gender balance in their own elected representatives into the executive committee to pass on this principle onto their national members. But it can only suggest, so it's not something that it can impose. So I don't have exact data now, but I know that it's a principle that at least on the European level they try to observe very strictly. So when they elect the executive board, you cannot have all men run. You have to have a gender balance in the executive board. I don't know if I'm responding. Mania poneva l'esempio che noi abbiamo fatto dei sondaggi precisamente sulla questione della rappresentanza di genere, e in molti casi nelle organizzazioni studentesche ci sono delle regole specifiche che tutelano che ci siano di fatto delle quote nella rappresentanza, o perlomeno tra coloro che si candidano per le posizioni, cioè non ci può essere un'elezione in cui i candidati sono tutti uomini per un organismo di dirigenza delle organizzazioni studentesche, e la European Student Union, che è l'ombrello europeo degli studenti universitari, ne è un esempio, e cerca anche, chiaramente una cosa che deriva dalla libera scelta di questa organizzazione, di chi ci lavora al suo interno, ma è una cosa che questa organizzazione cerca di suggerire in maniera democratica ovviamente ai suoi membri nazionali, come ad esempio l'UDU è un membro di questa organizzazione, ricevono sempre suggerimenti a rendere le loro regole interne per le elezioni più in linea con un'idea di parità di genere, perlomeno da un punto di vista nominale. If I can just ask, on the European level, European Students' Union also has a committee for the gender issues in the student movement, so they make it a political issue that they work on. So gender balance in the political representation, and of course more broadly representing the rights of female students. They also had a campaign, No Means No. When I started, I also was in the student movement, so now you have it. Now you have it. I also went from the activism into the student movement. The first project which we did, which I inherited, was No Means No, which was the fight against sexual violence and sexual harassment of female students. That was and that was prepared by the committee of the European Students' Union on the gender issues and fight for gender violence. E l'altro punto fondamentale è avere delle unità organizzative che si occupano della questione di parità di genere e la rendono un tema politico costantemente al centro dell'agenda di quello che fanno le organizzazioni studentesche. Io stessa ho fatto parte del movimento studentesco e delle organizzazioni studentesche, e ad esempio nel mio caso la questione della campagna No significa no per la giustizia, per il rispetto al consenso delle donne è stata chiave, e appunto anche già il fatto di tematizzarla bene e avere delle persone che ci lavorano per renderla operativa, una campagna di questo genere ha davvero degli impatti notevoli.
Va bene. ed è un punto politico. Va bene, allora chiudiamo qui questo seminario e vi invitiamo a brindare con noi alla fortuna di questo libro e di questo grande gruppo di ricerca e a tutti noi che lo abbiamo discusso. Grazie.